Oksana, 26 anni, è a Cagliari dall'età di 7, dalla Bielorussia, da Minsk, appunto al capoluogo sardo. Come mai? Sono scesa qua quando ne avevo 7 anni, come ha detto, perché sono cresciuta in un orfanotrofio. Sono scesa per il progetto Chernobyl e per l'accoglienza dei bambini dell'Est. Infatti sono stata per questo progetto, mi ha accolto una famiglia italiana, ho fatto sempre tutti gli anni in questa famiglia, dopodiché sono venuta anche adottata all'età di 18 anni. Tu qua stai studiando? Cosa stai facendo a Cagliari? Sì, sto studiando, mi sono laureata ad ottobre in Scienze dell'Educazione e della Formazione, ora sto continuando gli studi, sto finendo anche un master in criminologia clinica e psicologia giuridica, ho intenzione di continuare sempre gli studi e raggiungere i miei sogni, diciamo così. Quali sono? I miei sogni è lavorare infatti nelle accoglienze per affidamenti, adozioni nazionali e internazionali. Com'è Cagliari a proposito di accoglienza soprattutto? È una città accogliente nei confronti tuoi? Lo stato, tu comunque sei una cittadina straniera a Cagliari. Partendo dal presupposto che Bielorussia e Russia è un paese leggermente un po' più freddo e le persone non sono così calorose come i sardi, parliamo così. E la Sardegna penso che mi ha accolto molto bene, anche Cagliari, mi trovo molto bene con tutte le persone e ho preso anche un po' il carattere loro per essere molto, come posso dire, eh, sorridente sempre una chiacchierona, una serie di cose così. Sei riuscita anche a farti amici qua Sì, naturalmente sì, nel assolutamente, tempo. perché ho dovuto anche rifare gli studi qua come il diploma perché non era valido il mio. Ho fatto già le conoscenze dalla scuola e l'ho mantenuto comunque le amicizie, poi l'autoscuola, una serie di cose che ho fatto, altri seminari, ho fatto un giro di conoscenze e mantengo rapporti Appunto con tutte queste con tutte, persone. sì, certo. Cagliari è appunto una città totalmente diversa da Minsk sotto molti punti di Sì, vista, sì, certo. questo è quasi scontato dirlo. È una città comunque che appunto tu dici ti ha accolto bene fin da subito e negli anni. Il tuo desiderio quindi è quello di restare qua a Cagliari. Sì, a parte che dipende da dove mi porterà il mondo lavorativo, nel senso quello che vorrei fare io sicuramente mi farà spostare poi in caso da qualche altra parte, non saprei ora come ora, però sto entrando ora nel mondo del lavoro, vediamo un po', però mi piacerebbe certamente rimanere qua se ci sarà lavoro.